Ergastolo ad Antonio De Pace, l'infermiere calabrese di 32 anni che uccise la favarese Lorena 40 il 31 marzo del 2020 nell'abitazione che i due condividevano a Fulcisicolo in provincia di Messina. La sentenza è stata messa dai giudici della quinta sezione della Cassazione ed è stato rigettato il ricorso dei legali difensori, gli avvocati Canino e Staiano, con la richiesta di annullare nuovamente il verdetto della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria al termine del processo d'appello bis, in cui i giudici non hanno concesso nessuna attenuante, confermando il carcere a vita per l'ex fidanzato della giovane favarese Antonio De Pace. È stata accolta invece la richiesta del sostituto procuratore generale di Cassazione Simonetta Ciccarelli, che nella sua requisitoria in udienza davanti ai supremi giudici aveva chiesto per l'imputato il carcere a vita. Il presunto stress da Covid-19 non è stato sufficiente a giustificare una riduzione di pena, aveva sottolineato. Il caso era tornato per la seconda volta in Cassazione dopo che i giudici ermellini avevano annullato la prima condanna all'ergastolo, chiedendo agli stessi di appello di valutare la sussistenza delle attenuanti generiche per stress da Covid. Non era né malato mentale né c'era alcuno stress, hanno chiarito i giudici. I legali, in una memoria di circa 30 pagine, contestavano la decisione dei giudici di appello e in particolare lamentavano una motivazione illogica e contraddittoria, specialmente carente e in acuizione di avversità, con la sentenza di Cassazione che, rinviando, richiedeva in specie che nel commisurare la pena venisse tenuto conto dell'influenza della condizione psicoemotiva vissuta da De Pace. All'epoca del terribile omicidio fu lo stesso De Pace a chiamare i carabinieri al telefono. Venite, ho ucciso la mia fidanzata. Lorena 40 sarebbe stata picchiata, colpita con una lampada da comodino e infine strangolata dallo stesso. Il movente non è mai stato del tutto chiarito. L'infermiere calabrese era stato dichiarato capace di intendere e di volere, quindi imputabile al termine della perizia effettuata per conto della procura dal professore Stefano Ferracuti, che aveva riscontrato l'assenza di disturbi psichiatrici nel ragazzo all'epoca dei fatti della vittima, di una importante condizione ansiosa. De Pace ha sostenuto, almeno nelle prime fasi delle indagini, di avere ucciso la fidanzata perché convinto di avere contratto il Covid-19 per merito suo, una circostanza che è stata ritenuta non credibile e smentita dai successivi esami effettuati.